Monta la rivolta dei sindaci contro il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, mentre in queste ore arrivano a Scaglioni i 200 profughi assegnati al Veneto. Luca Zaia parla di organizzazione indecente. I centri di accoglienza che sono stati individuati nel vertice di ieri, chiamati pomposamente hub, sono in realtà, dice Zaia, edifici fatiscenti che serviranno soltanto a farli scappare. Il governatore del Veneto diffonde anche un altro dato, finora non trapelato. Dei 2000 profughi arrivati finora nella regione, la metà è fuggita senza essere identificata, altro che asilo politico. In completa sintonia il popolo della rete, che sfoga ogni giorno la sua rabbia e patisce gli effetti dell'operazione Mare Nostrum finanziata con il denaro dei contribuenti, mentre aumentano i disoccupati e i pensionati perdono potere d'acquisto. Il più inferocito è il neosindaco di Padova, Massimo Bitonci, che annuncia una manifestazione di piazza con disoccupati, esodati, anziani con pensione minima. Il veneziano poi è chiamato a fare la sua parte più di altre province, dove sono stati individuati 3 centri. A Ceggia, una base missilistica abbandonata con 22 ettari di terreno attorno, l'ex caserma NATO di Meolo, chiusa nel 2007, e l'ex scuola di Trevignano. L'obiettivo è di occupare l'esterno montando una tendopoli. Le tende non si sa chi le mette, informa Zaia. I pasti non si sa chi e con quali cucine da campo li deve preparare. I letti, almeno quelli, dovrebbero arrivare dall'esercito. Roba da Repubblica delle banane.